Ciao, sono Andrea Tomasella, vengo da Gorizia e sono ambassador di Promoturismo FVG. Essere ambassador per me significa poter raccontare il mio territorio, significa poter avere l'opportunità di condividere con un pubblico ampio le mie esperienze in Friuli Venezia Giulia. Prevalentemente preferisco raccontare esperienze outdoor, quindi montagna, camminate, natura, che in Friuli Venezia Giulia fortunatamente ne abbiamo. Nel video che ho realizzato racconto della passeggiata, escursione che ho fatto sul forte di Montefesta, una camminata all'insegna della natura ma anche della storia, perché ci sono dei reperti storici sulla Grande Guerra veramente significativi, veramente importanti, che trasmettono anche emozioni molto forti e la bellezza è di poterli esplorare anche in maniera autonoma, quindi sicuramente una bellissima camminata, una bellissima escursione. Ho preferito creare, diciamo, una sorta di percorso d'anello, ma non tanto nell'escursione quanto nella giornata, nel senso che dapprima ho preferito visitare il museo delle farfalle che c'è lì a Bordano, sicuramente è un'esperienza molto simpatica e alternativa. Poi sono andato a vedere i murales di Bordano, che anche quelli appunto a tema natura, farfalle, molto belli, e dopodiché appunto ho concluso la giornata con questa escursione che bene o male per arrivare sul forte del Montefesta sono stato tra andata e ritorno 4 ore, per cui anche una cosa secondo me fattibile. Panino al sacco una volta arrivato in cima e visione del lago di Cavazzo a 360 gradi, veramente molto bello. Diciamo che la cosa che a me piace, per cui vado a camminare in montagna, è il fatto che posso osservare il paesaggio da un punto di vista privilegiato, quindi dall'alto, potendo vedere un po' tutto quello che c'è intorno. E quindi anche per conoscere quella particolare situazione, sicuramente poi osservarlo da un forte che una volta è servito ai militari per difendersi o comunque per presidiare il territorio è una cosa molto suggestiva. Ecco, sicuramente un'esperienza che alle persone a cui piace camminare e alle persone a cui piace la storia ma anche la natura mi sento di consigliare, anche perché dopo tutto non si tratta di una cosa estremamente faticosa, cioè magari la si prende con relativa calma e quindi poi si riesce a farla senza essere affaticati, anzi godendosi le tante bellezze di questo territorio friulano.